Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi è domenica e quindi vi porto il book tag che avrei dovuto portarvi qui sul canale mercoledì scorso. Un book tag che aspetta tantissimo nella lista dei book tag da registrare e il titolo è Dillo con i fiori book tag. Un tag quindi sia primaverile ma secondo me anche estivo, che ha come principale obiettivo quello di legare 10 fiori a rispettivi libri in base ovviamente alle caratteristiche. Quindi non perdiamo tempo, partiamo subito con la prima domanda. Azalea, significato, gioia, speranza e fortuna, il libro presente nella tua TBR su cui hai le aspettative più alte. Qui ovviamente, visto che tra un po' si avvicina anche agosto, non posso non parlarvi del libro che ho intenzione di leggere proprio ad agosto, e sto parlando precisamente di Via col vento di Margaret Mitchell. Ho comprato questo testo tempo fa perché volevo partecipare al gruppo di lettura estivo indetto da Martina Belli, però siccome poi le cose non sono andate come mi ero prefissata, agosto sarà invece il mese che io dedicherò alla lettura di questo testo. Ovviamente io adoro questa copertina, l'ho comprato quindi su Libraccio a soli 4 euro e dentro praticamente è come nuovo, quindi ho unito l'utile al dilettevole, per cui questo è il testo sul quale ovviamente ho le aspettative più alte, anche perché ho sentito pareri molto positivi su questo testo e quindi nelle letture di fine agosto diciamo che le mie aspettative saranno soddisfatte. Domanda numero 2. Giglio, significato, purezza, nobiltà d'animo, un libro con uno o una protagonista che incarni le più nobili qualità. Qua ovviamente non posso non parlarvi del mio autore preferito, del mio classico preferito, che da un po' di tempo non stavo più citando qui sul canale, se non magari in modo indiretto, ma in questo caso è dovuto, sto parlando di Alexandre Dumas e del Conte di Montecristo. Allora, effettivamente, a parte il fatto appunto che questo è il mio testo preferito e ve ne ho parlato tante volte, però credo che Edmond Dantes, soprattutto nella prima fase, quindi prima di finire in prigione, credo che incarni il giovane che ha le più nobili qualità che una ragazza, un padre possa desiderare da un figlio. È un ragazzo giovane, ovviamente in salute, bello, con degli ideali, ama alla follia la sua ragazza, ha un grande affetto per suo padre, vuole molto bene agli amici, quegli stessi amici che poi lo tradiranno, e quindi fin quando lui non arriva in prigione, secondo me è proprio l'emblema del bravo ragazzo in fin dei conti, di colui che a volte è anche un po' ingenuo, semplicemente perché non ha molta esperienza della vita. In realtà però devo dire che anche successivamente, quando lui poi si prenderà la vendetta nei confronti di coloro che l'hanno tradito, secondo me anche lì, anche nel ruolo di cattivo, egli incarna comunque le più nobili qualità, perché sa fare una distinzione tra chi ha voluto il suo male con cattiveria e chi invece ha cercato in tutti i modi di aiutarlo e sostenerlo. Quindi la vendetta in realtà io la vedo molto di più come una forma di giustizia, in fin dei conti, di ricompensa verso chi mi ha aiutato e di castigo verso chi invece mi ha punito senza nessun motivo particolare, come appunto faranno i suoi amici, se non appunto l'invidia. Quindi è un personaggio che io adoro a 360 gradi, non riesco a reputarlo cattivo, perché per me, ripeto, non è cattivo nell'animo, ecco, ma potremmo dire che un po' forse lo diventa, ma neanche così tanto, perché se leggerete questo libro scoprirete invece il profondo amore che lui ha per Mercedes, per altri personaggi presenti nel testo e soprattutto anche per dei giovani ragazzi, una giovane coppia che lui cercherà in tutti i modi di far stare insieme, e proprio alla fine, nel finale del libro, rivolge a loro una delle frasi più belle, in cui li invita a vivere, a sconvolgere il mondo, a cambiarne l'aspetto, ma a vivere, perché sono giovani e la speranza è l'aspetto principale e caratteristico di tutti i giovani. Fiore numero 3, Bocca di Leone, significato, capriccio, un romanzo con una protagonista insopportabile. Qui vi parlo di un romanzo che ho ancora nella mia libreria, l'ho letto 2 volte, ho anche fatto una recensione qui sul canale, però effettivamente non lo so in realtà perché ancora ce l'ho, perché sì, mi piace ma non tantissimo. Sto parlando di Madame Bovary di Gustave Flaubert. Allora, ho fatto la recensione appunto di questo testo, devo dire la verità, riflettendo, che peraltro il personaggio si chiama Emma, quindi anche qui emblematico con l'altra protagonista di Jane Austen, del romanzo omonimo di Jane Austen, anche lei molto capricciosa, ma
secondo me non tanto, ecco. Effettivamente Madame Bovary è una donna che l'ho trovata capricciosa semplicemente perché appunto è insoddisfatta di tutto ciò che ha. Vorrebbe avere di più, ma in certi punti non riesce neanche a frenarsi, quindi non si rende conto che a volte nella vita forse per essere felici dobbiamo un po' accontentarci di ciò che già abbiamo. Certo, sognare di avere di più, raggiungere quell'obiettivo, magari comprare quella casa o quant'altro, però se ci fossilizziamo troppo su quel sogno che magari è irrealizzabile, finiamo poi per perdere di vista quello che invece conta veramente nella nostra vita. Quindi nel caso di Madame Bovary devo dire che è un personaggio col quale io ho molto faticato comunque a identificarmi, proprio per questa sua continua insoddisfazione, che io invece, grazie a Dio, almeno per il momento non provo, tranne appunto per giorni alterni. Quindi devo dire la verità, la reputo appunto un personaggio molto capriccioso, tutto sommato, molto insoddisfatto, anche un po' odioso in certi punti, perché ha questo marito normale forse, banale, ma allo stesso tempo che però le vuole molto bene, che la stima, quindi addirittura non si rende neanche conto degli errori che le compie, e, insomma è un personaggio che ho trovato in certi momenti davvero disturbante. Numero 4. Loto, significato ammirazione. Un romanzo del tuo scrittore o della tua scrittrice preferita. Allora, devo dire che in questi ultimi mesi ho scoperto due autrici nuove per me che mi sono piaciute tantissimo. Da un lato vi parlo di Maria Luisa Minarelli, autrice della saga dell'Avvogatore Pisani, ambientata a Venezia nel Settecento, che potete trovare a prezzi scontatissimi su Amazon Kindle o comprare in edizione cartacea, e quindi vi lascio ovviamente il famoso wrap up di marzo, perché lì vi parlo di una delle storie scritta da questa autrice che mi è piaciuta tantissimo. Dall'altro lato invece vi consiglio il testo di Carla Maria Russo, che è una nuova autrice appunto che ho scoperto proprio a febbraio, quando ho inaugurato la rubrica dell'autore del mese di febbraio, quindi potrei consigliarvi uno dei tantissimi testi che lei ha scritto sulle corti rinascimentali italiane. Nel caso specifico posso citarvi uno per tutte, Le nemiche, appunto, che parla di Lucrezia Borgia e Isabella d'Este. Fiore numero 5, Margherita, significato semplicità, un romanzo dedicato a un pubblico giovane ma che può piacere anche agli adulti. Qui questa domanda mi ha fatto ricordare proprio una domanda che io feci a colei che mi ha regalato questo libro, cioè alla mia amica Raffaella, perché appunto volevo leggere questo testo e mi chiedevo se fosse anche adatto per mia mamma, e quindi le chiesi appunto se questo testo fosse adatto per una persona più adulta, e lei mi disse beh sì, potrebbe esserlo, però poi dipende dalle fasi anche della vita. Sto parlando dell'arte di essere fragili di Alessandro D'Avenia. Chi mi segue su Instagram forse si ricorda che un po' di tempo fa io stavo incominciando a leggere questo testo, però poi l'ho abbandonato, non perché non mi stesse piacendo, ma perché non sentivo che fosse il momento giusto. Veramente, ecco, giusto. Forse ho iniziato a leggerlo quando la mia fase negativa era già un po' passata e quindi non riuscivo a identificarmi. Proprio perché è stato un regalo, e poi perché non voglio che questo possa condizionare ovviamente il mio giudizio su questo testo, ho deciso di chiuderlo e di lasciarlo in libreria, tanto so che prima o poi un momento negativo arriverà di nuovo. Quindi questo è un testo in cui appunto Alessandro D'Avenia, attraverso la vita di Giacomo Leopardi, ci offre insomma vari punti di vista su come superare i momenti difficili durante l'infanzia, l'età adulta e la maturità. Quindi secondo me effettivamente è un testo che almeno da un punto di vista formale può essere adatto alle varie fasi della vita, però ovviamente quando l'avrò letto potrò dirvi meglio, secondo me, insomma, per quale fascia d'età è più adatto e consono. Domanda numero 6. Orchidea, significato celebrazione dell'amore. Un libro che contenga una storia d'amore non convenzionale. Qui vi parlo di un testo che ho acquistato al Salone del Libro di Napoli 2 anni fa, quindi alla primissima edizione, e che è appunto particolare perché la storia d'amore contenuta al suo interno è molto poco convenzionale, almeno a seconda dei tempi. Sto parlando di Ritorno in Egitto di Giovanna Mozzillo, un testo nel quale i due protagonisti sono due uomini, precisamente il ricco patrizio Claudio e il suo schiavo Ligdo, che hanno praticamente una storia d'amore
dell'amore omosessuale, come era d'altronde abitudine nel mondo romano, tant'è vero che poi ho comprato il testo di Eva Cantarella su questo argomento, se non che i due protagonisti si trovano a vivere nel momento in cui l'impero romano sta per cadere, il cristianesimo incomincia a muovere i primi passi e quindi devono scontrarsi appunto con le due visioni contrapposte dell'amore, da un lato quella del mondo pagano e dall'altra quella del mondo cristiano. Quindi due persone che fino al giorno prima si erano ritrovate a poter fare delle cose, a poter vivere la loro storia alla luce del sole, se così volessimo dire, il giorno dopo invece si trovano in un mondo che non conoscono più e quindi a dover decidere in qualche modo cosa fare della propria storia e anche poi in generale dei propri valori, di tutti quegli ideali che fino a quel momento hanno caratterizzato la loro educazione. Quindi è un testo che mi è piaciuto tantissimo, scritto molto bene, molto interessante, anche la copertina la trovo adatta in questo caso per l'estate e quindi non posso ovviamente che consigliarvelo. Fiore numero 7, Ortensia, significato, distacco, freddezza, la peggiore delusione letteraria avuta quest'anno. Allora, ho avuto tante sorprese ma anche alcune delusioni ovviamente perché i libri sono come le persone, cioè non sono tutti uguali. Nel caso specifico, qui voglio parlarvi di una delusione che ho avuto proprio nel mese scorso, se non erro, insomma vi lascerò il video, e cioè Bruno Vespa. Io adoro Bruno Vespa, adoro i suoi programmi, lo stimo tantissimo come persona, però il testo che ho scelto di leggere, cioè Donne d'Italia, francamente mi ha deluso tantissimo. Sono più di 400 pagine, raccolgono numerose biografie di donne nei vari periodi storici che sono state importanti per l'Italia, ma francamente a un certo punto questo libro io l'ho trovato troppo pieno di cose, cioè pieno di donne, ok, pieno di biografie, ok, ma di novità e di aneddoti magari che in qualche modo possono rendere quel personaggio diverso dalla biografia che noi possiamo trovare su Wikipedia, francamente non ho trovato niente. Quindi questo insomma mi ha fatto storcere molto il naso, alcune biografie le ho praticamente saltate perché non mi interessava sapere niente di quelle persone e questo un po' mi è dispiaciuto perché ovviamente è sintomo del fatto che io non riuscissi proprio ad andare avanti, quindi effettivamente questa è stata una brutta delusione. Fiore numero 8, Rosa Rossa, significato passione, il romanzo con la storia d'amore più appassionante che tu abbia mai letto. Ho molti libri, ma qui ovviamente torniamo anche qua alle origini con il primo classico, una storia d'amore nota a tutti proprio per la sua passionalità e per il suo finale tragico. Sto parlando di Anna Karenina di Lev Tolstoi. Ovviamente ho letto questo testo perché avevo visto la fiction televisiva, l'avevo apprezzato tantissimo e mi ero immedesimata insomma in questa vicenda di Anna e di Vronsky. In realtà, come ho già avuto modo di dire in altri video, quella non è però la mia coppia preferita, proprio perché passato il momento della passione vado alla ricerca di qualcosa di più concreto e nonostante ciò però ovviamente rappresenta una delle grandi storie d'amore della letteratura, proprio per la sua passionalità, per la contraddizione che caratterizza i due personaggi principali. In un primo momento Anna infatti riesce tutto sommato a prendere una decisione, quindi nonostante tutto rinuncia al suo figlio e al marito per iniziare una storia d'amore con Vronsky. Successivamente però la gelosia incomincia a logorarla e quindi poi si avvia verso il tragico finale. In realtà però devo dire che Tolstoi, e questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, pur partendo da una storia singola e da una vicenda specifica, quale appunto la storia tra Anna e Vronsky, riesce comunque in tanti momenti a tracciare dei grandi affreschi, delle grandi digressioni filosofiche sui grandi perché dell'umanità, ma anche sulla società russa dell'Ottocento. Quindi se riuscite a superare le pagine dedicate all'agricoltura e le grandi digressioni magari politiche, vi posso assicurare che è un testo che non dimenticherete mai. Infine, gli ultimi due libri. Fiore Viola, significato, umiltà e modestia, il romanzo su cui non avresti scommesso un soldo e che invece si è rivelato un'ottima sorpresa. Qui vi parlo di un testo frutto di uno scambio col mio amico Vincenzo, e cioè La regina del sud di Enrico Petacco, un testo, dico la verità, appunto sul quale non avrei scommesso neanche un centesimo, ma che in realtà mi ha riservato tantissime sorprese. Io non conoscevo Enrico Petacco se non vagamente appunto per nome e quando Vincenzo mi disse questo libro è perfetto per te, devo dire che ha indovinato, perché in questo testo si parla dell'ultima regina del Regno di Napoli, prima ovviamente dell'Unità d'Italia, che peraltro era anche la sorella di Elisabetta d'Austria, cioè Maria Sofia, e quindi leggere questo testo mi ha fatto nuovamente avvicinare alla famiglia dell'impero asburgico e
Posso dire, dopo aver letto anche la biografia di Elisabetta d'Austria, che ho trovato numerosissime analogie tra le due sorelle, ma anche profonde differenze. Una fra tutte è il fatto che se Elisabetta d'Austria a un certo punto si estranea dalla vita di corte, addirittura sua figlia Maria Valeria è costretta a sostituirla nelle occasioni ufficiali accanto al padre, perché la madre non voleva in nessun modo presenziare. Qui invece abbiamo una sorella molto più consapevole del suo ruolo, sarà infatti lei che in qualche modo tenterà di riconquistare il regno di Napoli dopo l'unità, purtroppo però in realtà senza successo, e quindi all'interno della coppia, che vede da un lato Maria Sofia e dall'altra vede invece il marito, si nota questo forte contrasto, ecco, tra un re che però non è re perché è molto debole, non è in grado di fare il re, e dall'altra invece una donna che da un certo punto di vista sa il fatto suo. Quindi anche qui con una certa analogia con la zarina Alessandra, biografia della quale vi ho parlato nelle letture del mese scorso. Quindi ultimamente, leggendo molte biografie di sovrani, ho notato alcune analogie fra di loro. O sono tutte completamente estranee al mondo che le circonda, oppure sono completamente immerse nella gestione del potere e nella politica al punto da sovrastrare e nascondere gli uomini. L'ultimo libro, Zigna, significato nostalgia, la miglior lettura dell'anno scorso. Ovviamente io qui, siccome non ricordo quali libri ho letto l'anno scorso, vi parlo però del libro, uno dei primi libri che ho letto a settembre, quindi sto parlando del Cacciatore di aquiloni di Caled Hosseini. Effettivamente è una delle letture più belle, credo, che ho fatto l'anno scorso, perché non è il classico romanzo, non è il classico saggio, ma è un libro che vi cambia la vita. Ovviamente è molto forte, pertanto io consiglio di leggerlo solo con la supervisione di un adulto o comunque in una fascia d'età in cui si possono comprendere alcune scene, alcune dinamiche. Però al di là di questo è un testo che mi ha fatto veramente riflettere tantissimo, soprattutto sulla vicenda dei migranti, della guerra, di come le persone vivono dove ci sono le guerre, delle guerre che ci sembrano spesso molto lontane da noi, molto distanti, solo perché geograficamente sono distanti, cioè capitano in altri paesi, ma invece umanamente dovrebbero essere molto più vicine. E quindi questo è un testo appunto che consiglio a tutti coloro che in qualche modo vogliono anche avvicinarsi al tema della guerra in Medio Oriente, del viaggio dei migranti, anche della condizione dei bambini, perché qui abbiamo due bambini che dall'oggi al domani si ritrovano a vivere in un territorio che viene bombardato e che è sotto il controllo delle milizie. Quindi è un testo molto forte, molto bello, devo dire la verità, mi è dispiaciuto di averlo letto dopo tantissimi anni, perché sulla mia libreria aspettava tipo da 10 anni, forse anche qualcosa in più, però forse è stato meglio così, cioè l'ho letto quando effettivamente avevo una consapevolezza di ciò che stavo leggendo e quindi ho potuto apprezzarlo appieno. Allora ragazzi, questo era l'ultimo libro, noi credo che ci vedremo prossimamente, perché non so se nei prossimi giorni riuscirò a registrare dei video perché sono molto, molto impegnata, quindi noi ci vediamo prossimamente con nuovi video e nuove letture. E ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!